E noi intanto continuiamo a parlare di riti della settimana santa. Dopo l'Addolorata ci trasferiamo nel Borgo Umbertino, nel Carmine a Taranto, e diamo il benvenuto al priore dell'Arciconfraternita Antonello Papalia. Buongiorno. Buongiorno. Allora Papalia, quest'anno hanno particolarmente sentito i 350 anni dalla fondazione della confraternita, un anno giubilare, un anno in cui ci dia la notizia ufficiale, se c'è, i misteri torneranno in Città Vecchia? Sì, noi abbiamo organizzato con il percorso che prevede la processione in Città Vecchia. Stiamo ultimando gli ultimi aspetti tecnici e organizzativi e naturalmente di questo ringraziamo tutte le persone che hanno reso possibile questo tipo di organizzazione con le loro disponibilità, e mi riferisco alle forze dell'ordine, alle istituzioni e a quanti si sono adoperati per far sì che questo si potesse concretizzare. Siamo alle ultime battute organizzative e penso che entro la prossima settimana il tutto dovrebbe essere definito. Priore, a distanza di 10 anni si torna quindi nell'isola. Pensa che sia un tempo giusto per rivivere un'emozione del genere? Il tempo non lo abbiamo in qualche modo deciso noi, ma È stato concomitante con una serie di cose, certo. Una concomitanza di date che è particolarmente bello che sia a distanza di 10 anni, poi sarà il futuro, lo scriveranno i nostri oggi giovani, domani persone che amministreranno la confraternita, confratelli e consorelle che saranno impegnate nella organizzazione e gestione delle nostre cose. Io mi auguro che il legame con la Città Vecchia non venga perso, perché questi riti sono nati nell'isola ed è giusto che comunque non si perda questo contatto, anche perché spesso si dice che da un avvenimento possono nascere determinate situazioni. Qualche domanda che mi è stata fatta rispetto a 10 anni fa è il tessuto della Città Vecchia, se è migliorato oppure no. Io a queste cose è difficile dare una risposta univoca, perché comunque in Città Vecchia c'è tanto da fare ancora. Però una cosa è certa, non è vero che ne esce è un dono per la Città Vecchia. Io penso che sia un dono per noi confratelli e consorelle del Carmine tornare in Città Vecchia. Siamo noi che ne usciamo arricchiti dal comportamento e dall'attenzione con cui gli abitanti e i cittadini dell'isola ci accolgono. Priore, il Nuovo Quotidiano di Puglia alcuni giorni fa ha raccontato un'altra novità assoluta di questa edizione 2025, i perdoni a bordo di nave Vespucci. Ce lo conferma? Sì, i perdoni saranno a bordo di nave Vespucci, in quanto l'altare della reposizione che abitualmente la Marina allestisce nella chiesa di San Leonardo all'interno del castello aragonese, e che noi andiamo a visitare ogni anno, in questa occasione particolare sarà allestito su nave Vespucci, perché nave Vespucci è una nave giubilare e pertanto si è pensata questa cosa, e devo dire che ha un fascino particolare e credo che sarà abbastanza attrattiva. Priore, questa novità, tra i confratelli come è stata presa? Insomma, sappiamo tutti che lo sono anch'io, quindi è inutile fingere che io non sia confratello. Siamo un po' tutti amanti delle tradizioni, quando c'è qualcosa di nuovo a volte ci destabilizziamo. Che aria sta respirando? Ma io sono abituato a situazioni che possono risultare innovative nella tradizione. Quando dico innovative nella tradizione mi riferisco a cambiamenti che comunque mantengono assolutamente intatto e inalterato il rito. Quindi ieri abbiamo fatto un'assemblea, mi sembra che è stata accolta in maniera positiva. Naturalmente ci sono sempre differenze di idee e di vedute, ma credo che sarà
insomma abbastanza gradito e credo che sarà anche abbastanza richiesto dai confratelli. La differenza di vedute, diciamo, ci fu anche quando Don Francesco Antonio Calò decise di donare le statue, qualcuno decise, Ecco, quindi diciamo, fa parte della democrazia, delle anime insomma diverse che vivono all'interno della confraternita e che convivono serenamente e pacificamente, a differenza diciamo di tante altre realtà. Non voglio fare una difesa a spada tratta, però le pongo un'ultima domanda, Priore. Siamo già in Quaresima, iniziate le Via Crucis, iniziate la funzione dell'adorazione alla croce. Qual è il primo appuntamento che ci aspetta e che diciamo ci fa entrare pienamente nel vivo, nell'aria della Settimana Santa? Ma gli appuntamenti sono diversi. Il primo è proprio questa sera. Noi abbiamo un appuntamento stasera alle 18:45 nel Salone della Provincia per la presentazione di un libro scritto dal nostro padre spirituale, Monsignor Marco Gerardo, sulla liturgia e sinodalità. È una bella occasione per rincontrarsi, ci sarà il nostro vescovo e quindi è il primo proprio in ordine cronologico. Poi abbiamo la quinta domenica di Quaresima che viene fatta in forma solenne l'adorazione alla croce e la Via Crucis all'esterno della chiesa in piazza, questo proprio per consentire una maggiore partecipazione di persone. Insomma, la nostra è una chiesa piccolina e pertanto abbiamo un pochino di problemi di spazio. Questi sono proprio i primissimi appuntamenti, uno stasera e l'altro domenica 6. Grazie ad Antonello Papalia, priore dell'Arciconfraternita del Carmine, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Papalia. Buona giornata a voi e grazie.